Arance 6. La produzione spagnola sta prendendo il sopravvento su quella siciliana, con arance comunque buone, specialmente da spremuta. Asparagi 7. Sole alternato a pioggia e temperatura in aumento favoriscono lo sbocciare dei turioni, eccellenze della produzione trevigiana. Banane 6,5. Ricca di potassio e altre preziose vitamine, la banana nutre e rinforza l'organismo in questo lungo cambio di stagione. Cipolle fresche 7. Ottime le cipolle fresche da affettare e consumare nelle prime insalatone di stagione per portare in tavola i sapori primaverili. Erbe spontanee 7. Per chi non ha tempo ed esperienza tale da riconoscerle in mezzo a rovi ed erbe selvatiche, sono acquistabili dal vostro fruttivendolo. Fagiolini 5,5. Primizia di stagione. Fate attenzione alle provenienze perché la maggior parte arriva dall'Africa, primissimi arrivi anche dalla Sicilia. Finocchi 6. Da consumare crudi in pinzimonio o cotti brevemente al vapore. I finocchi del centro-sud Italia sono saporitissimi, portateli in tavola. Fragole 7,5. Frutto di stagione per eccellenza. Le fragole sono da acquistare e da consumare quotidianamente, ricche di ferro e di sapore. Insalatine sfuse 7,5. Freschissime e saporite, da acquistare a manciate giorno per giorno dal vostro fruttivendolo di fiducia. Ottime le misticanze. Lattughe 7,5. Gentile, cappuccia e brasiliana sono il simbolo della freschezza della primavera. Prevale la qualità della produzione veneta. Piselli 6,5. Prime produzioni dal sud Italia, per chi ha voglia di impiegare un po' di tempo nella profumata attività della sgranatura. Pomodori 6,5. Sempre buoni i pomodori siciliani, eccellenza in sapidità nella varietà merinda, ottimi anche ciliegini, datterini e cuor di bue. Il sole e l'aumento delle temperature di questi ultimi giorni ci fanno ben sperare che l'instabilità tipica della primavera sia ormai finita, ma questo auspicio spesso si accompagna alla consapevolezza che il nostro corpo è appesantito da un paio di chili di troppo accumulati durante l'inverno. Fortunatamente Madre Natura ci viene incontro in questo periodo dell'anno presentando sui banchi un vasto assortimento di insalatine che invogliano all'acquisto e al consumo per il loro aspetto fresco e variopinto. Le insalatine da taglio si caratterizzano per la ricchezza di clorofilla, pigmento che dà loro il colore verde acceso, fonte di magnesio e acido folico. Mentre il primo minerale è un ottimo antistress, la seconda è una vitamina che deve il suo nome proprio al fatto di essere stata individuata per la prima volta nelle foglie di parecchi ortaggi. Le insalate contengono poi ferro, zinco, iodio, vitamine A e C, senza trascurare l'elevato apporto di acqua e fibre che danno al nostro stomaco un piacevole effetto saziante. Tutto ciò fa delle insalatine un alimento ideale per rimettersi in forma, disintossicando l'organismo con gusto e varietà. Infatti si può scegliere tra numerose cultivar, dal gusto deciso della rucola alla consistenza carnosa dello spinacino, alla dolcezza della valerianella fino alle fantasiose misticanze che è possibile acquistare a manciate dal vostro fruttivendolo di fiducia. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.